Bene, eccoci anche oggi insieme, puntata che si preannuncia sorprendente. Abbiamo ospite Fiorenzo Zampieri, che è il presidente del Circolo Culturale di Psicobiofisica di Padova. Esatto. E il merito di avermi fatto conoscere il nostro ospite va ad un altro singolare personaggio che è Daniele Bellu, architetto, presidente del gruppo Atlante 2000. Il perché sta in una particolare somiglianza, similitudine, Sì. fra dei libri scritti da Daniele Bellu, li cito, sono il romanzo filosofico Il Divino Amore, il saggio di matematica infinitesimale, La teoria della relatività ideale, e un altro saggio, un trattato, anzi, Dio e Idea. Bene, le tesi sostenute da Daniele Bellu sono molto vicine, o in parte si sovrappongono, Sì, si somigliano, sì, si somigliano modo, a quanto ha scritto Marco Todeschini in un libro appunto Psicobiofisica. Marco Todeschini è stato uno scienziato, è morto nel 1988 e Fiorenzo Zampieri ne è il biografo ufficiale. Allora, Todeschini era un bergamasco, ho imparato anche questo, dopodiché a lei, se ci delinea la figura di questa persona. In poche parole, Marco Todeschini è nato il 25 di aprile del 1899, è stato un ragazzo del 99, ha partecipato alla Prima Guerra Mondiale come tenente di aviazione, poi è rimasto nel genio militare italiano del Regno d'Italia, nel quale dopo essersi laureato in meccanica e elettronica all'Università di Torino, è rimasto nel centro studi ed esperienze del genio militare, dove ha sviluppato diversi brevetti e tutti i suoi studi di una nuova scienza chiamata appunto psicobiofisica, con la quale lui ha ritenuto di poter riunire tutte le scienze in una unica, sola, unitaria, che riassume e contempla tutti gli aspetti della fisica, della biologia e della psicologia. Ecco, adesso parliamo della, seppur in sintesi, della psicobiofisica. Però a vedere queste foto mi sono venute in mente le immagini tipo i ragazzi di Via Panisperna. Sì. Io personalmente non conoscevo fino a poco fa l'opera di Marco Todeschini. Ecco, è dimenticato? È dimenticato e diciamo anche trascurato per una serie di aspetti della sua teoria, perché lui è stato un oppositore della relatività einsteiniana, e nella sua psicobiofisica ritiene che l'intero universo sia governato da un ente, una dimensione superiore che è quella spirituale. Ovviamente nel mondo accademico parlare di Dio e andare in qualche modo contro Einstein è un notevole fatto negativo, per cui diciamo che nei primi anni dopo la sua pubblicazione della teoria delle apparenze, che è la sua teoria vera e propria, che poi è stata chiamata per essere divulgata come psicobiofisica, diciamo che il mondo accademico appunto ha cercato di bloccare questa sua cosa, nonostante avesse avuto un notevole successo di divulgazione fra gli anni 50 e gli anni 70, tanto da essere stato proposto anche al premio Nobel. Sì. Allora, lei ha portato il libro, che è un bel tomo, e come tutti, credo, i tomi è un volume scientifici, insomma. Questo però è il volume divulgativo che Todeschini ha ma sono convinto che se mi metto a leggerlo dopo 3 pagine No. Dopo mezza pagina mi sono perso. No. Todeschini ha, fra i tanti pregi, anche il pregio di saper scrivere in una maniera assolutamente piana, tranquilla, alla portata di tutti. Per cui lui sicuramente sarà stato bravissimo, però già il perno del suo lavoro, così come quello, lo ricordiamo, di Daniele Bellu, è che
il vuoto planetario non esiste, ma è fatto di materia. Certo, certo. Allora, la base della psicobiofisica è proprio questo: il cosmo è pieno e non è vuoto come ci insegnano a scuola, come ci insegna l'Accademia Scientifica da Einstein, dal pieno di cosa? 1905 in poi. Pieno del famoso etere. Non dica famoso, no, famoso per voi. Diciamo che l'etere è quella sostanza che fin dagli antichi greci si riteneva riempisse l'universo. Era il quarto stato della materia, perché gli stati della materia sono il solido, il liquido, il gassoso e per gli antichi l'etere. Fino a... Qui siamo in una televisione, per noi l'etere è un'altra cosa, forse. Ma non per niente si dicono le trasmissioni via etere, perché Marconi, quando ha inventato la radio, le sue onde si appoggiavano su un fluido che è l'etere. Marconi credeva assolutamente nell'etere, come ci credevano tutti gli scienziati fino al 1905, quando Einstein ha pubblicato la sua teoria della relatività, nella quale ha ritenuto di rendere superfluo la presenza dell'etere nell'universo, perché secondo lui non serviva alla trasmissione delle onde elettromagnetiche. Quando parliamo di onde, che cosa ci viene in mente? Ci viene in mente il mare, ci viene in mente che comunque un'onda, per essere trasmessa, ha bisogno di un supporto materiale, che sia l'aria, l'acqua, il solido, cosa. Perché nello spazio l'onda elettromagnetica non deve avere un supporto materiale? Allora, questo è il concetto. Il fatto che l'universo sia pieno mi fa pensare a una cosa, dico da proprio l'ultimo degli umili in queste faccende, è che Todeschini non pensa al Big Bang, quindi, ma pensa probabilmente a un essere creatore. Certamente che sì. Pensa ad un mondo spirituale che è colui il quale continuamente muove e dà vita all'universo intero. Quindi l'anima esiste? L'anima esiste perché esistono le sensazioni. Le sensazioni esistono perché i nostri sensi recepiscono i movimenti dell'etere, li trasformano in correnti elettriche che attraverso l'apparato fisiologico, attraverso i nervi, arrivano al cervello, e nel cervello queste correnti elettroniche vengono trasformate in sensazioni. Le sensazioni sappiamo tutti che non sono materiali, perché io non posso riempire una bottiglia di dolore o di suono, di luce, giusto? Sono evidentemente immateriali. Passare da parola immateriale a spirituale, il passo è breve. Passare da psiche, che è quella che trasforma i segnali elettrici che arrivano al cervello in sensazioni, chiamarla psiche o anima, il passo è breve. Passare da anima, cioè da mondo spirituale, a Dio, il passo diventa brevissimo. Però, voglio dire, parlare di Dio è sempre un grosso problema. Per chi magari non crede, per chi non ha fede, eccetera. Però diciamo che la psicobiofisica porta a fare un ragionamento di tipo scientifico che ci porta ad ammettere finalmente che esiste anche un mondo spirituale. Poi ad ognuno il proprio... Certo, io ricordo, avendo ospitato tempo fa Daniele Bellu a presentare il suo libro, che la conclusione era che Dio esiste. Certo. Ed è anche la stessa conclusione del professor Todeschini? Il professor Todeschini, assolutamente, per lui Dio esiste come motore immanente di tutto. Ecco, ma cos'è questo Dio? Chiedo scusa, ma Dio esiste, perché per molti di noi l'immagine è il triangolo. Non fatemi domande troppo
impegnative, nel senso che fra dire che Dio esiste e fra dire che cos'è Dio, cioè, non è semplice, anzi diciamo che ognuno poi scavi nella propria cultura, nella propria... Cioè comunque non è una realtà palpabile. Assolutamente non fisica, almeno allora, diciamo, fermiamoci ad ammettere che esiste un mondo spirituale, una dimensione spirituale, poi passare oltre è materia di qualcun altro. Insomma. Ecco, non so se passo oltre, ma per Todeschini che rapporto c'era tra questi ragionamenti filosofici fondamentalmente sì, infatti. E la religione? Beh, lui era un... Cioè c'è un collegamento oppure sono... Diciamo che lui non è partito nella sua storia scientifica di studio, non è partito per dimostrare l'esistenza di Dio. Lui è partito per giustificare tutto quello che fisicamente gli si parava davanti per capire come funzionava il mondo, partendo dalla cosa più semplice, la dimostrazione dei teoremi fisici, di tutto quello che è fisico, è arrivato a studiare la fisiologia del corpo umano, a capire come funzionavano i sensi ed è arrivato a studiare il cervello. E quando è arrivato a studiare il cervello gli si è aperto l'idea che siccome il cervello è materia, la materia non può trasformarsi in sensazioni, perché la sensazione è immateriale, e lui ha pensato, vuol dire che c'è qualcosa di immateriale che attraverso la materia, che trasforma la materia in sensazioni. Non so se... perché è un po'... qualcosa intuiamo. Per concludere, però alcune scoperte recenti hanno dimostrato la validità, insomma, della teoria della relatività di Einstein. Sì, certo. Voi ancora la contestate? No, io non contesto... la biopsicofisica. Certamente sì, la psicobiofisica di Todeschini contesta i postulati di Einstein, soprattutto quello della velocità della luce, che è una costante universale, che non è soggetta è una costante universale che da qualsiasi osservatore si misura sempre nella sua velocità costante. Ecco, no, era solo per arrivare a dire, non è che queste scoperte secondo voi hanno messo fuori gioco Todeschini, perché insomma, sembra che Einstein avesse visto giusto. No, Todeschini nella sua teoria delle apparenze arriva alle stesse conclusioni della scienza, con la S maiuscola, però attraverso lo spazio pieno, non attraverso lo spazio vuoto. Grazie a Fiorenzo Zampieri, grazie sicuramente per averci comunque fatto conoscere un aspetto della scienza che personalmente non conoscevo. Purtroppo. E quindi ricordiamo la figura di Marco Todeschini, scienziato bergamasco, autore di questo tomo della teoria delle apparenze e psicobiofisica, di cui abbiamo ospitato il biografo Fiorenzo Zampieri. Grazie, a voi alla prossima.